Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Gold 78, con una nuova puntata di Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda il martedì sera alle 21 sul canale 78 del Digitale Terrestre e siamo anche in replica il mercoledì dopo la mezzanotte. E da questa settimana, per tutti gli amici calabri, potete anche vedere in versione on demand il mercoledì la puntata sul sito www.orizontesport.it. A tal proposito saluto anche il direttore responsabile di questo sito, ovvero Franco San Giovanni. Parliamo solo di calcio dilettantistico, parliamo almeno ancora per qualche altra settimana solo di Serie D. Da più parti ormai è prossima la data per il ritorno in campo quantomeno del campionato di eccellenza. Pertanto partiamo subito con il campionato di Serie D e anche questa settimana tante sorprese. Si è giocata la 18ª giornata, la prima giornata di ritorno, domenica 21 di febbraio. Questi i risultati: ACR Messina Cittanovese 0-0, Città di Sant'Agata batte Biancavilla 1-0, Dattilo Castrovillari 1-1, Licata batte Marina di Ragusa 3-0, a Paternò Roccella batte Paternò 1-0. Gelbison batte Santa Maria Cilento 1-0, Rende batte Aciriale 1-0, FC Messina 1, San Luca 0 ed infine Rotonda batte Troina 2-1. Risultati a sorpresa per questa prima giornata di ritorno. Guardiamo l'attuale classifica tenendo presente che sono moltissimi ancora i recuperi da effettuare. In testa troviamo la CR Messina con 34 punti, FC Messina con 31, Gelbison 30, Aciriale 29, Licata 28, San Luca e Santa Maria Cilento 24, Dattilo 23. 21 punti per Biancavilla e Rotonda, 19 per il Troina, 18 per il Paternò. Cittanovese, Castrovillari e Città di Sant'Agata 17 punti, 16 punti per il Rende, 15 per il Marina di Ragusa e chiude il Roccella con 13 punti. Come ho detto poc'anzi, sono tante le partite da recuperare, ben 6 quelle per il Roccella, 5 partite per la Cittanovese, 4 partite da recuperare per il Rotonda, 3 partite per San Luca, Dattilo e Biancavilla, 2 partite per FC Messina e Paternò ed infine una partita da recuperare per Gelbison, Aciriale, Licata, Troina e Marina di Ragusa. Si ritorna in campo mercoledì, pertanto nuovo turno di campionato con tutte le squadre in campo. Questo è il tabellino: Biancavilla ACR Messina, Cittanovese Rende, Castrovillari Paternò, Aciriale Troina, FC Messina Dattilo, Gelbison San Luca, Marina di Ragusa Città di Sant'Agata, Roccella Licata ed infine Rotonda Santa Maria Cilento. Ed iniziamo subito con le immagini, lo facciamo con gli highlights riguardanti la sonante vittoria del Licata 3-0 contro il Marina di Ragusa. Ma non lasciatevi suggestionare dal risultato, perché il Marina di Ragusa ha veramente dato filo da torcere alla squadra di Campanella. Prima del girone di ritorno, il Licata ancora al Dino Liotta dopo la bella vittoria in rimonta contro il Castrovillari gira la boa del girone e quindi affronterà nuovamente il Marina di Ragusa, stavolta ovviamente tra le mura amiche. E il Marina ci prova con questa prima conclusione che sfiora il palo dopo appena 35 secondi di gioco. Marina pericoloso con Simone Brunetti, un'altra finta palla che va sul sinistro, cross tagliato, non ci arriva Civilleri, Greco ci prova, conclusione centrale al volo, anticipa Brunetti, può entrare in area di variazione molto pericolosa, Balde! Civilleri prova il filtrante per Iezzi, va sul fondo, Iezzi palla in mezzo, 21esimo parte Catalano, il cross tagliato in mezzo, Civilleri sfiora il palo di testa con Pellegrino proteso in tuffo, il cross che arriva a Guarino, poi sbaglia a 1,5 metri dalla porta. Cannavò ha provato la cosa più difficile, Catalano cerca il fondo, il cross tagliato, Catalano altro cross in mezzo, Iezzi
la sfiorata il numero 7 del Licata, perde un bruttissimo pallone Baldè, la piazza e Moschella è costretto a rifugiarsi in corner, errore grave di Civilleri che chiede scusa. Per Iezzi che può puntare Giuliano, prova l'1 contro 1 in velocità, Iezzi arriva sul fondo, mette un'altra palla debole, Mazzamuto prova a superare Cervillera, gioca con la suola, Mazzamuto guadagna il fondo, il cross, Iezzi il tiro che viene toccato da Puglisi, corner per il Licata, Iezzi è uno tra i migliori assieme a Catalano. Altro cross in mezzo, la tocca Civilleri e Pellegrino con l'aiuto della traversa si salva, va Mannoni, pallone basso, la gira Puglisi altissima e finisce qua. Su quest'ultima emozione un bel primo tempo, punizione per il Marina, parte Giuliano, palla un metro se non di più sopra la traversa. Parte Catalano, il cross tagliato, Monteleone ha rischiato tanto, solita mischia in aria, parte il cross di Catalano, palla che arriva a Iezzi che la gira, esce coi pugni Pellegrino, Cannavò, palla deviata a fil di palo, salva Cervillera. Altro cross di Catalano, in mezzo Civilleri e Guarino, segna Guarino ed è il gol che sbrocca la gara, profetico Giuseppe Patti alla prima occasione, adesso sì che è arrivato il gol e arriva la prima rete per Vincenzo Guarino, primo gol con la maglia del Licata al minuto 13 sulla torre di Civilleri, ci è arrivato Guarino, scappa Iezzi, scappa Mazzamuto, attenzione Cervillera, serve Baldè in aria che però ha difficoltà a girarsi, Stefano Brunetti, Moschella pare coi pugni ma ancora non è finita, Cervillera sfrutta il fondo, è uscita la palla. Giuliano perde il pallone sull'intervento di Iezzi, Iezzi palla che non rimane in disponibilità del calciatore del Licata. Baldè, le finte su un maltese già ammonito, attenzione Baldè, entra in aria, Baldè fa tutto da solo, Moschella, decisivo! Catalano entra in aria, Catalano, il cross basso toccato da Mannoni. Va Puglisi, toccata la sfera, viene indebolita la potenza di questa punizione, para Moschella. Cannavò prende la palla al limite, Civilleri regolare, Civilleri, il Licata raddoppia con una grande azione sull'asse, Cannavò, Civilleri che segna il secondo gol in campionato quando siamo al 29esimo minuto della ripresa, il Licata mette una seria ipoteca sulla partita. Catalano dà un'occhiata al secondo palo, prova questa conclusione che si perde fuori. Caronia, punta Cannia, Caronia entra in aria, le finte, il gioco di gambe, Caronia non va il suo tiro a giro. Civilleri, il cross proprio per Dama che ha l'occasione di entrare subito nel tabellino ma da una posizione defilata ci ha provato col piattone, palla alta. Dama, pallone con la suola, gira due avversari e serve Greco, va Greco in campo aperto, Greco riesce a recuperare il pallone, De Luca va tutto solo, De Luca salva, Pellegrino, Greco, il 3-0 del Licata, segna ancora il 2002, ma grande merito a quel signore con la maglia numero 22, Peppe Dama. Grande Peppe Dama che in 3 minuti di gioco ha fornito 2 assist incredibili. De Luca, palla al piede, dà un'occhiata verso la porta, prova di precisione, manca la potenza. Altro cross, palla che arriva a Diemè, controllo infelice, finisce proprio qui la partita, il Licata vince con un secco 3-0 sul Marina di Ragusa, una gara che era terminata 0-0 nel primo tempo, quindi tutte le reti nella ripresa, al 58esimo Guarino, al 74esimo Civilleri e al 92esimo Benedetto Greco. Ci vediamo adesso le interviste post partita, da una parte l'amarezza del Marina di Ragusa che è strettissimo in questo momento nei tempi di recupero, praticamente gioca ogni 3 giorni, mentre dall'altra abbiamo un soddisfatto ambiente licatese e perché no, si sogna in grande. Si parla di 3-0, si pensa a chissà che cosa, merito al Licata che ha vinto la partita, quando uno vince ha fatto di più, quindi nessuno vuole levare i meriti al Licata che ha meritato di vincere la partita, però il risultato ci condanna oltremodo. Se andiamo ad analizzare il secondo tempo, penso che la chiave di lettura è stata l'1-0 e non averla pareggiata subito, che abbiamo avuto un'occasione troppo importante per non pareggiarla. Poi
c'è stato un errore in uscita difensiva, là è finita la partita, anche perché sfido chiunque a giocare ogni 3 giorni, questa è la nostra, è la 7ª partita consecutiva. Ci giocheremo un campionato mercoledì e domenica, Sant'Agata e Cittanova in casa, facendo l'8ª e la 9ª partita consecutiva. Però non sono alibi, per carità, però a livello nervoso è una coperta corta, ma non è per questo che abbiamo perso. Abbiamo perso perché di fronte avevamo una squadra che ha saputo sfruttare meglio di noi i momenti decisivi della partita. Il Marina ha 18 punti sulla carta, poi non ce li ha e ci siamo arrivati attraverso il gioco, il coraggio, giocarcela. Se le vedi i nostri risultati, 3-3 con la capolista, 3-3 a Santa Maria, 2-1 al 90° mercoledì, noi siamo una squadra che giochiamo e di conseguenza concediamo anche campo agli avversari, ma perdere palla non significa prendere gol, perdere palla significa che devi reagire a determinate situazioni. Poi la differenza la fanno i momenti, perché se vedi come ha segnato il Licata, ha segnato su un calcio d'angolo, anche se ha prodotto tanto, è stato bravo il nostro portiere, sono stati sfortunati, ma poi alla fine se vai a vedere come la partita il Licata l'ha vinta su un calcio piazzato e poi su un errore nostro in uscita e poi vabbè il terzo gol lasciamo perdere, eravamo ormai all'arrembaggio perché alla fine bisogna sempre giocarsela. Quindi continuiamo con questa mentalità, non è una squadra che va all'arrembaggio, è una squadra che ha una mentalità, la vuole portare avanti, siccome ad oggi in Marina c'ha 18 punti e quindi non ce le ha sulla carta, cioè non ce le ha in classifica, ce le ha virtualmente, però significa che comunque abbiamo fatto un buon girone d'andata. Oggi comincia il ritorno, sapevamo che venire a Licata era difficile. Io penso che se noi avessimo giocato questa partita con una settimana tipo, secondo me avremmo avuto energie diverse, sia fisiche che mentali. Però va bene, noi continuiamo perché comunque tutti faranno il nostro percorso, giocheranno tante partite e di conseguenza non possiamo abbandonare la mentalità che abbiamo, che ci ha portato fin qui e sarà così tutto l'anno. Poi, ripeto, mi fa rabbia perché purtroppo l'incidenza nostra sui calci piazzati, su gol subiti, è pari all'80%, è troppo alta. E questo mi fa veramente rabbia, perché sui calci piazzati ci vuole più attenzione, più cattiveria e ci stanno penalizzando oltremodo. E di conseguenza dobbiamo lavorare su questo, anche se sabato 6 di mattina la squadra l'ho vista molto, molto concentrata e ripeto, ho visto una squadra fino all'1-0 ho visto una squadra che secondo me poteva fare il risultato a Licata. Purtroppo le aggravanti sono le partite infrasettimanali da calendario, perché tu il recupero basta, lo fai, non lo devi fare, però poi ci devi mettere pure i turni infrasettimanali. Noi siamo arrivati a giocare, giocheremo 9 partite consecutive, perché abbiamo avuto 2 turni infrasettimanali di campionato, che sono Troina e Sant'Agata. Quindi bisognava fare un piano B, dove se c'erano squadre in difficoltà, questi turni infrasettimanali dovevano essere gestiti in maniera diversa, perché è impensabile che un club possa fare 9 partite consecutive ogni 3 giorni, è impensabile, ma non solo per il Marina, per tutti. Ormai siamo tutti così, ragazzi, complimenti a tutti i gironi I, perché tutti i ragazzi delle squadre si stanno mettendo a disposizione, però piani B ne ho visti pochi. Però siamo qui, dobbiamo giocare, non voglio costruire alibi, noi dobbiamo battagliare ogni 3 giorni, giochiamo velocemente, archiviamo questa e pensiamo subito all'altra. La squadra, io l'ho sempre detto, se gioca a calcio e mette la palla a terra e giochiamo in velocità, 2 massimo 3 tocchi, noi le partite ce le giochiamo con chiunque, ma non è quel discorso perché adesso a un periodo che stiamo sfruttando queste partite in pieno, vittoria a Sant'Agata, vittoria oggi, il pareggio che abbiamo fatto fuori casa, la squadra si è ripresa diciamo da quel impasse che aveva in precedenza, perché io l'ho sempre detto, perché c'è un giocatore che io mi arrabbio più di tutti che è Marco Civilleri, ma Marco Civilleri è quello che fa la differenza, se lui gioca come sa giocare non ce n'è per nessuno, perché lui è quello che fa girare la squadra.
È chiaro che uno lo carica di grande responsabilità, però la verità è anche questa: questo ragazzo in Serie D non c'entra completamente niente, a prescindere che in Serie C già ci ha giocato. Però volevo dire che la squadra, se si comporta sempre come nelle ultime settimane, le partite ce le giochiamo con tutti. Peppe è un discorso a parte, io ce l'ho come un figlio, non tutto qua. Poteva fare di più forse in carriera. L'ho voluto qua a Licata, ho parlato col presidente, l'abbiamo fatto venire, però anche lui, stiamo parlando di uno che ai tempi ha fatto la Serie B, la Serie C, non è che ha fatto due cose oggi da mettersi le mani in testa. Cioè, solo uno che gioca a calcio può fare determinate cose, ma non sta a me dire il valore, il potere di Peppe Dama, perché Peppe Dama è stato un grande giocatore e ora è con noi, tutto qua. Ho sfruttato l'opportunità che mi ha dato il mister, sicuramente potevo fare meglio, però so di aver dato un contributo alla mia squadra e questo mi fa piacere, sinceramente. Cerco sempre di dare il meglio in allenamento e in partita. Voglio sfruttare questa opportunità che mi sta dando il mister e cerco sempre di dare di più e vado sempre sul miglioramento, quindi fare gol sia bello, fare anche gol ai miei compagni mi piace, quindi sicuramente voglio fare il bene per la squadra, voglio il bene per la squadra, se chi segna, basta vincere. Per me ogni gol è importante, ma l'importante è vincere. Noi dopo le 2 battute di arresto, anche se Troino abbiamo pareggiato, ma è stata una battuta d'arresto perché secondo me era una squadra alla nostra portata, ci siamo compattati, abbiamo parlato nello spogliatoio e non ci dobbiamo secondo me porre né noi né la piazza, si deve porre obiettivi troppo a lungo termine perché non ne abbiamo la capacità. Pensando partita dopo partita stanno venendo i risultati, quindi per noi la prossima è sempre la finale. Se giochiamo così secondo me è difficile perché oggi noi abbiamo chiuso il girone d'andata, perché abbiamo fatto 17 partite considerando che dobbiamo giocare con l'FC, sappiamo che è una grande squadra ma abbiamo girato il girone d'andata a 28 nonostante oggi è la prima di ritorno. Secondo me nessuna squadra ci ha messo sotto se non per demeriti, nulla togliendo agli altri, per demeriti nostri. Io penso al secondo tempo di Biancavilla e a Cireale che si tornava post mese di lockdown, per cui secondo me se noi giochiamo con questa intensità e questa ferocia è difficile che possiamo perdere come abbiamo perso. Magari poi se gli altri sono più bravi ci batteranno, però dobbiamo pensare una partita alla volta e secondo me ci possiamo salvare prima possibile. Noi non abbiamo la consapevolezza che hanno le 2 messinesi e la Cireale, nel senso che loro a inizio anno, Serie C, crediamoci, eccetera, eccetera, obiettivamente hanno speso il doppio di quello che, il triplo forse di quello che abbiamo speso noi, hanno giocatori forti, per cui hanno l'obiettivo di vincere, la consapevolezza che giocano per vincere, come possibilmente l'avevamo noi in eccellenza. Quest'anno noi siamo una squadra più giovane, siamo rimasti 4 forse dello scorso anno, per cui la squadra di ora è stata costruita a dicembre, non a settembre. Noi abbiamo fatto 7-8 partite cambiando, veniva uno, poi se ne andava, veniva un altro, se ne andava, non è stato semplice. Secondo me la squadra di ora è una squadra che si può divertire, senza, ripeto, fare il passo più lungo della gamba, perché comunque dietro di noi c'è gente che deve recuperare 4-5 partite. È vero che si scontrano tra di loro, però penso al Dattilo c'ha 3 partite in meno, il Castrovillari 4, il Roccella 6, potenzialmente se le vincesse tutte potrebbe essere primo. Per cui noi un passo alla volta, secondo me abbiamo trovato lo spirito adatto per divertirci, che alla fine è quello che dobbiamo fare noi. Dopo Rende noi siamo rimasti qui un'ora e il martedì abbiamo parlato nello spogliatoio insieme allo staff. E la svolta è stata questa, a volte anche le chiacchiere sono costruttive, se si fanno in modo costruttivo. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo compattati. C'erano degli atteggiamenti sbagliati da parte soprattutto dei più grandi. Si sa che il campionato di Serie D obbligatoriamente deve far giocare 4 under, che sono 4 ragazzini, quindi in rosa ne deve avere almeno una decina e non tutti sono pronti allo stesso modo, per cui dipende da quelli più grandi aiutarli e farli crescere. Noi non avevamo l'atteggiamento giusto secondo me, cosa di cui abbiamo parlato. Siamo cresciuti da quel punto di vista, c'è più aiuto, anche se oggi per esempio 2 o 3 atteggiamenti, il primo io, qualche volta si sbraccia per l'errore del compagno, queste cose se le togliamo e ci aiutiamo sempre, vengono secondo me i risultati che abbiamo fatto, non è un caso.
ci siamo aiutati a Messina, ci siamo aiutati tutti, c'era Antonio che faceva il terzino, Cannavò uguale in casa, uguale oggi, è entrato Agostino, è entrato Peppe Dama, tutti danno il loro contributo. Se si fa così, ripeto, è difficile poi perdere, perché devono essere veramente, veramente più bravi. Ad oggi ci sono squadre forti, obiettivamente magari pure più pronte di noi, ma così più forti di noi, secondo me no. È stata una settimana molto intensa a Messina, sponda FC. Dopo l'esonero un po' inaspettato da tutti di Pino Rigoli e l'arrivo del nuovo allenatore Massimo Costantino, la squadra messinese addirittura sbanca San Luca. Un cordiale saluto e bentrovati al Corrado Alvaro di San Luca. Si gioca la 18ª giornata del campionato di Serie D, la prima di ritorno per quanto riguarda il raggruppamento I. Il San Luca affronta l'FC Messina. E allora si può partire, questa è San Luca FC Messina, iniziata dal Corrado Alvaro. Lancio di Lodi in zona Arena, attenzione ad Arena che salta Inetto Murda che in aria con l'esterno mette dentro, né Palma né Caballero, calcio d'angolo però. Tentativo col mancino di Lodi, riesce a metterci una pezza, scuffia. La rincorsa di Lodi, il pallone si alza, ancora scuffia. 0-0 qui al Corrado Alvaro al termine del primo tempo. Si può partire allora al Corrado Alvaro per questa ripresa tra San Luca ed FC Messina. All'indietro in zona Casella che crossa adesso dalla propria tre quarti, prova a girarsi Palma, il pallone rimane lì, Caballero fa 1-0, si sblocca il risultato al Corrado Alvaro. Attenzione al pallone in area per Vigolo, riesce a appoggiare il tentativo di Nagore. Attenzione che Lodi stava per battere il corner ma è finito a terra Piccioni, attenzione, espulsione. Un po' particolare quello che stiamo vedendo, si stava per battere un calcio d'angolo ma il direttore di gara adesso è andato a indicare il dischetto con Lodi sul punto di battuta. E calcio d'angolo, cambia dunque la scelta da parte del direttore di gara. A difesa della porta di Marone, Lodi, uno schema per Ricossa, cadono due calciatori in area di rigore ma l'azione prosegue, attenzione Ricossa in zona tiro addirittura col destro Ricossa, alto sopra la traversa. Parte il fischio. Lodi, solida rincorsa, il pallone che passa ancora, però un intervento e il palo a salvare in questo caso il fallo di Bianco. Secondo cartellino giallo e arriva il rosso anche per Gabriel Bianco. Triplice fischio al Corrado Alvaro di San Luca, vince l'FC Messina che dunque spugna questo impianto, una sconfitta che mancava al San Luca in casa addirittura da gennaio 2018 alla fine. La decide il gol di Pablo Caballero, un'espulsione da una parte e dall'altra, Pezzati e Bianco. Io vi ringrazio per averci seguito, un cordiale saluto allora da San Luca, grazie alla regia, grazie al nostro operatore di ripresa e alla prossima. FC Messina che deve recuperare 2 partite, potenzialmente potrebbe essere la nuova squadra leader di questo girone I del campionato di Serie D. Sentiamo le dichiarazioni del neo allenatore Costantino. Sì, è stata una partita intanto molto difficile, perché comunque non poteva non essere così. Cioè, la squadra che fa 5 vittorie e 2 pareggi in casa in questo campionato, abbiamo visto anche i risultati oggi, tutti insomma strani, particolari, significa che ci sono diverse squadre che possono battere tutti, quindi lo sapevamo e devo dire che io in questa vittoria c'entri anche poco, nel senso che penso che sia stata la voglia della squadra di continuare e di tenere stretto quello che hanno. Probabilmente è stato questo. Speriamo adesso però di continuare, di avere questa voglia e questa fame, altrimenti non serve a niente. È vero che questa partita è arrivata, avevamo anche qualche assenza, perché è giusto dirlo, questa partita è arrivata su un campo davvero difficile e quindi ha un valore maggiore questo tipo di vittoria. E quindi la considerazione che si fa è soltanto, non è una considerazione tecnico-tattica, perché voglio dire alla fine non è quello che ha fatto vincere la partita, è stata la voglia di vincere della squadra e basta. Con la problematica Covid, con
le sponsorizzazioni che comunque vengono un po' meno, con il pubblico che non esiste. Mi aspettavo un campionato un po' più livellato verso il basso, così non è perché molte squadre sono attrezzate, il Rende non è più la squadra di prima, è una squadra diversa, può battere tutti tranquillamente, la Cittanovese già era una squadra forte prima, quindi per cui non sono per niente sorpreso, perché lo ripeto, si può perdere in ogni campo. Spero soltanto che i ragazzi domani mattina si dimentichino che oggi hanno vinto su un campo importante, altrimenti il problema si ripresenta. Tutto qua, facile. Con i suoi 23 punti e ben 3 partite da recuperare, il Dattilo in questo momento a metà classifica spera, perché no, un possibile aggancio nella zona playoff. È finita comunque in parità lo scontro interno contro il Castrovillari. Guardiamo gli highlights. Con il minuto di silenzio appena osservato, sta per cominciare il match. Maglia rossonera per la formazione calabrese che attaccherà da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi, mentre risponde in completo verde con numerazione bianca la formazione del Dattilo di Ignazio Chianetta da destra verso sinistra in questa prima parte di gara. C'è ancora qualche istante da attendersi, può cominciare. Il traversone dalla bandierina con il colpo di testa che arriva da parte di un giocatore del Castrovillari. Il pallone finisce alto. Manfredi Di Giorgio, buono lo stop, poi un po' meno il suggerimento per Lupo, possibilità, attenzione per il Castrovillari, parte la conclusione e c'è l'Eurogol del Castrovillari, cambia il risultato al 13° minuto di gioco. Il Castrovillari passa in vantaggio con la rete di Davide Principi, un gran bel destro. Castrovillari tutto rintanato nella propria tre quarti campo, parte il traversone, poi Doda prova ad avvitarsi di testa, non riesce però a centrare lo specchio della porta. Buona la giocata adesso qui del Dattilo sul binario di destra, pallone all'interno dell'area di rigore, c'è il contatto tutto regolare secondo il direttore di gara, sembrava un contatto pressoché evidente. Adesso si complica la vita, attenzione, Vito Lupo guadagna un pallone interessante, poi Manfredi, possibilità per il Dattilo e arriva il pareggio del Dattilo. Vincenzo Manfredi agguanta il pari la formazione di Chianetta con il quarto gol in questo campionato di Vincenzo Manfredi, ma gli applausi vanno divisi in maniera uguale con Vito Lupo. Intanto c'è il Dattilo che sulle ali dell'entusiasmo prova ancora a spingere, Manfredi testa, prova ad alimentare la conclusione di Bonfiglio, un destro al volo, pallone che sfila di poco al lato rispetto all'incrocio dei pali, a spasso il pallone, poi Manfredi fa sportellate come sempre, attenzione adesso la possibilità per Bonfiglio, semina davvero il panico nella difesa del Castrovillari, poi pallone allontanato in extremis dalla formazione rossonera, ma non è finita, bisogna fare conti adesso con Terranova che mette a sedere un avversario, Terranova all'interno dell'area e il pallone che taglia tutta l'area di rigore. Il duello con Mileto in mezzo a due, Calafiore prova a bucare, si ritrova ancora il pallone fra i piedi, poi lo mette dietro per Terranova, zona tiro per lui, buono il pallone per Bonfiglio, attenzione al numero 11, prova ad evitare un paio di maglie avversarie, poi il suo destro non è potentissimo, ancora Calafiore ad alimentare l'azione, attenzione Bonfiglio all'interno dell'area, ci prova col sinistro, alto sopra la traversa il suo tiro. All'interno dell'area di rigore lo tocca Doda, Manfredi fa sportellate con Mileto, subisce il fallo Manfredi, per il direttore di gara invece può bastare così almeno per i primi 45 minuti di gioco, manda le squadre negli spogliatoi. Dattilo e Castrovillari sono in perfetta parità. Al riposo il direttore di gara consulta il cronometro, si riparte con il Dattilo che tocca il primo pallone di questa ripresa sul Castrovillari, attenzione a questa opportunità di Buccino dalla distanza con il pallone che termina di poco al lato dalla porta difesa da Mario Giappone, serie di sterzate, pallone sul secondo palo, poi anticipato Nigro, pallone che rimane dalle parti di Manfredi, la conclusione e la sfera che termina sul fondo dopo il tentativo di Manfredi che aveva schiacciato il pallone del primo assistente. Attenzione adesso a Terranova, c'è una buona possibilità per il Dattilo, Terranova si porta il pallone sul mancino, la traversa piena e poi il pallone che carambola sul corpo di Rizzitano, chance ghiottissima per il Dattilo che al
Minuto 11 della ripresa, è andato vicinissimo al vantaggio. C'è dietro pronto a ricevere Principi, possibilità di andare alla conclusione, questa volta col mancino, col pallone che sibila di poco alla destra del palo sinistro, anche lui a cercare complicità all'interno dell'area di rigore. Benivegna può andare alla conclusione con il pallone che termina direttamente fra le braccia di Rizzitano. La mossa voluta da Ignazio Chianetta quando siamo al 34esimo, quindi poco più di 10 minuti da giocare per Benny Iraci. Esce fra gli applausi dei pochi presenti Claudio Calafiore e la volta di Claudio Di Giuseppe. Va a prendere il posto del numero 10 Pietro Terranova per il dattilo Vito Lupo. Dentro al suo posto Giovanni Pace. Il problema occorso poc'anzi ad un giocatore del Castrovillari che era rimasto a terra. Attenzione adesso la sfera che rimane lì di Giuseppe, pallone per Benny Iraci, possibilità buona per il dattilo Iraci, scivola al momento della conclusione, prova a creare un po' di panico, va ancora Bonfiglio, cerca il pallone per Pace con il sinistro, l'intervento provvidenziale di Rizzitano. Praticamente ci ha messo la pezza Rizzitano, poteva essere l'occasione buona per il dattilo che continua a spingere. Ha dei 5 di recupero e non è ancora finita. Manfred mette il pallone dietro, possibilità per Manfredi Di Giorgio, la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Villari, arriva il triplice fischio, esultano infatti dalla panchina rossonera per questo risultato, un pareggio che va bene al Castrovillari, un po' meno al dattilo, a termine di una partita che ha visto il Castrovillari protagonista nel primo quarto d'ora, 20 minuti, con la rete del vantaggio che porta la sigla di Principi. Poi è stato un crescendo per il dattilo che poco prima della mezz'ora ha trovato il pari con Manfred, poi anche una traversa nel corso della ripresa per la formazione di Ignazio Chianetta, centrata in pieno da Terranova. Insomma, bene per il Castrovillari questo risultato, bicchiere probabilmente mezzo vuoto per il dattilo che comunque continua la sua striscia positiva di risultati. Dal provinciale di Erice è praticamente tutto, ricordiamo il finale: Dattilo 1, Castrovillari 1. A tutti voi grazie per averci seguito, grazie a Mario Carpinteri che si è occupato dalla parte tecnica, dal sottoscritto Vito Buono è tutto, appuntamento alla prossima, buona serata. Ennesima vittoria fuori casa della squadra di mister Ferrazzoli, una Gelbison che continua a vincere e continua a scalare la classifica di questo girone I del campionato di Serie D. Vittoria fuori casa pesantissima contro il Santa Maria Cilento. Il derby del Cilento se la giudica la Gelbison di mister Ferrazzoli, battendo al Carrano la Polisportiva Santa Maria di mister Esposito per 1-0, decisiva la rete di Gagliardi al quarto d'ora del primo tempo. Gara condizionata dall'espulsione nei primi minuti di gioco di Donato Capozzoli per un intervento a centrocampo su un calciatore vallese. Pochi minuti prima però i padroni di casa lamentano un altro intervento molto dubbio a centrocampo che secondo la panchina giallorossa andava sanzionato anche in questo caso con il rosso. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, dunque dal sesto minuto in poi i giallorossi in inferiorità numerica. Gara condizionata allora per la Polisportiva Santa Maria con Esposito che deve rivedere i piani iniziali, mentre la Gelbison prova a stabilizzarsi nella metà campo della Polisportiva Santa Maria. E al primo acuto i rossoblù ci provano con Uliano, la sua conclusione però è parata da Giovanni Greco senza problemi. Al 15esimo la Gelbison riesce a sbloccare il derby, lo fa con Gagliardi, svetta nel cuore dell'area di rigore su una punizione di Uliano. Gelbison in vantaggio. Al 20esimo la squadra di casa rischia di capitolare con l'uscita di Grieco e Sparacello che però è impreciso nella conclusione. La Polisportiva Santa Maria ci prova con un paio di cross di Maio, ma la retroguardia della Gelbison non soffre in modo particolare. Nel finale del primo tempo ancora un'occasione per gli ospiti, il palo di Graziani salva Grieco. Si va al riposo con i rossoblù in vantaggio. Nella ripresa la Polisportiva Santa Maria, nonostante l'inferiorità numerica, getta il cuore oltre l'ostacolo cercando di pervenire al pareggio. Al terzo Tandara va via a un avversario, ma D'Agostino in anticipo non corre problemi. Al sesto punizione battuta da Conios, la palla termina alta.
La polisportiva di mister Esposito prova a sfruttare soprattutto le palle inattive. Lo fa molto pericolosamente al 21esimo con una punizione forte e centrale di Maggio che D'Agostino respinge con un backer. Sulla respinta alla fine si salva la Gelbison. Dalla parte opposta invece è Grieco a superarsi sul calcio di punizione di Majorano. L'intervento di Grieco mantiene a galla la polisportiva Santa Maria. Al 35esimo punizione pericolosa di De Gregorio per Maggio, il pallone scivola nell'area di rigore della Gelbison che alla fine allontana la minaccia. Nella finale del match i giallorossi tentano il tutto per tutto. Al 41esimo ancora con un calcio di punizione di Domenico Maggio, il pallone esce d'un soffio. Nella finale, con 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, la polisportiva cerca il forcing. La Gelbison riesce però a mantenere inviolata la propria porta. Nei minuti di recupero arriva anche un secondo rosso per la polisportiva Santa Maria, stavolta a rimediarlo è Fufue. Non succede più nulla, arriva il triplice fischio del direttore di gara che fa calare il sipario sul derby del Cilento. Vince la Gelbison per la polisportiva Santa Maria, mercoledì subito la possibilità di riscattarsi sul campo della Rotonda. Un derby seguitissimo, ma purtroppo senza pubblico. Sentiamo le dichiarazioni da entrambe le squadre a fine partita. Sì, è una partita difficile da commentare. Ci si aspettava una partita bella tra due squadre che offrono un calcio propositivo, purtroppo non lo è stato. Perché chiaramente un episodio del genere al 6° minuto di gioco, in un periodo in cui stiamo giocando molto frequentemente, ti condiziona perché non puoi andare a spingere, perché probabilmente le energie fisiche e mentali vanno ad esaurirsi e quindi provi a stare in partita e provi a giocare sull'episodio e magari rischiare il tutto per tutto negli ultimi 20-25 minuti. Io non commento mai, lo sai, gli episodi arbitrali, però ci dovrebbe essere un metro uguale per le due squadre, quindi decisioni, episodi simili andrebbero valutati in maniera simile. I piani sono un po' saltati, la volevamo giocare in maniera diversa anche per regalare delle soddisfazioni al territorio di Santa Maria, al territorio di Castellabate. Chiaramente un derby, volevamo vincerlo e volevamo vincerlo bene. Purtroppo l'episodio dell'espulsione ha condizionato chiaramente la gara. Ripeto, abbiamo provato a stare in partita, abbiamo provato a giocarcela sull'episodio e aspettare gli ultimi 20-25 minuti per usare. Qualche episodio c'è stato, se la palla fosse andata dentro probabilmente avremmo pareggiato e non è stato così. Accettiamo, come sempre facciamo, senza polemica il verdetto del campo e io mi ritengo molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Hanno fatto una prova, soprattutto mentalmente, un'ottima prova, perché sarebbe stato facile perdere la testa, buttarsi a capofitto alla ricerca del pareggio e probabilmente prendere un'imbarcata. È stata una vittoria importante, un derby particolare. È venuta fuori una brutta partita perché con l'espulsione di Capozzolo, il gol, c'è stato poco gioco, ma d'altronde noi vincevamo, eravamo un uomo in più, aspettavano l'occasione per ripartire e non mi sembrava giusto concedergliela. Alla fine, dopo una brutta partita, ci ritroviamo terzi in classifica con l'ipotetico recupero ancora da fare che potrebbe migliorare la classifica, quindi penso che possiamo essere soddisfatti. Però ribadisco, loro si abbassavano molto e per noi diventava difficile manovrare, dovevamo per forza fare il cross da 3 quarti. Non abbiamo sicuramente fatto grandi manovre, però ribadisco l'atteggiamento che ha preso il Santa Maria pur perdendo 1-0. Dopo è normale che avevamo capito che stavano preparando la partita gli ultimi minuti sull'episodio, sull'assalto finale, ma aspettavano anche che noi ci sbilanciassimo un attimino per poterci colpire, quindi ripeto,
È stata una brutta partita, capisco da fuori chi l'ha visto, noiosissima, a tratti ci siamo annoiati anche noi, però per quanto mi riguarda a me mi ha portato 3 punti e mi porta al terzo posto in classifica in una posizione che a guardarla mi dà grande gioia. La squadra la maturità l'ha coltivata e l'ha fatta crescere partita dopo partita. Se non ci fosse stato il capitombolo con Rotonda nel recupero che abbiamo fatto 2 mercoledì fa, questa squadra viene da 12 risultati utili consecutivi, quindi l'ho già detto tante volte, a me quello che sta piacendo molto della squadra è questa consapevolezza nei propri mezzi, maturità, anche se ancora nella gestione della palla dobbiamo migliorare perché a volte siamo un pochino frettolosi. Oggi l'hanno fatto bene perché, ripeto, è stata una partita noiosa, sugli spalti non si sono divertiti, però non è dipeso esclusivamente dalla Gelbiso il fatto di essere una partita abbastanza monotona. Noi abbiamo trovato il gol, portato a casa i 3 punti, migliorato la classifica, quindi dopo questo derby per noi c'è motivo ancora maggiore di soddisfazione. È crisi o non è crisi? Con la 4ª sconfitta consecutiva il Paternò sprofonda sempre di più in classifica. Ennesima purtroppo sconfitta interna ad opera del Roccella. Domenica amara per il Paternò, che comincia il girone di ritorno con una sconfitta al Falcone Borsellino. A sorridere ci pensa il Roccella, imbottito di giovani che con un solo tiro in porta al 13° del primo tempo con Samache trova i 3 punti. Per il Paternò giornata da dimenticare, con 4 sconfitte consecutive e 3 trasferte da preparare. Fischio d'inizio e Paternò subito pericoloso. Guadagna il primo calcio d'angolo la formazione rossazzurra, ma sugli sviluppi la difesa calabra allontana. Al 10° azione pericolosa di Savasta sulla corsia laterale che mette al centro un buon pallone ma non trova nessuno. Al 13° Roccella in vantaggio. Contropiede fulminante su rimpallo perso da Filippo Raimondi, centrocampo e gol di Samache. Da quel momento in poi il Paternò si proietta in avanti alla ricerca del gol. Al 19° Scapellato viene atterrato da Coluccio che prende il cartellino giallo e calcio di punizione che batte la piana con il pallone che si spegne sul fondo. Un minuto più tardi Scapellato, il migliore in campo, prova un tiro dalla distanza che Commisso para come può ed aiutato anche dal palo spedisce il pallone in corner. Allo scadere del primo tempo la più ghiotta delle occasioni capita ai piedi di Savasta che calcia fuori. Dopo un minuto di recupero le squadre vanno negli spogliatoi. Nel secondo tempo il Paternò si riproietta in avanti con il Roccella pronto a difendere il risultato in ogni modo. Parte bene il Paternò che con Scapellato colpisce ancora un palo con un tiro che aveva ingannato il portiere avversario. Al 41° Santa Paola cerca Di Stefano che di testa la manda alta. Qualche minuto più tardi, al 53° a rendersi pericoloso è Calogero La Piana, ma i difensori ospiti sventano l'azione. Al 62° Paternò in avanti con Savasta, ma l'attaccante calcia alle stelle. Al 67° il Roccella, quasi sempre oltre la linea della palla, tenta un contropiede che si conclude con l'intervento di Raia in calcio d'angolo. Al 72° ci prova ancora La Piana, ma il suo tiro è debole. All'89° Paternò in 10 uomini per l'espulsione di Raia per doppia ammonizione. Dopo i 2 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale che evidenzia la sconfitta del Paternò. Una classifica che piange, per fortuna 2 partite da recuperare, 2 partite che diventeranno fondamentali per recuperare posizioni in classifica. Sentiamo a fine partita le dichiarazioni di mister Catalano. Nei 90 minuti abbiamo preso un tiro in porta, abbiamo subito gol. Questa squadra in questo momento manca di incertezze, manca di consapevolezza. Abbiamo avuto qualche situazione che non abbiamo sfruttato e sicuramente alla fine non siamo come è finita. Abbiamo visto che non siamo riusciti a raggiungere questo risultato che tutti pensavamo che era una partita facile, invece non l'è stata. Naturalmente noi ci mettiamo anche del nostro, quindi sicuramente ci sono tante cose da rivedere, tante cose da migliorare, tanto da lavorare, però questa squadra in questo momento ha delle grosse difficoltà e dei limiti che
fino adesso si erano nascosti, però che pian piano stanno uscendo fuori. Obiettivamente devo dire che oggi i ragazzi, cioè la squadra non si è espressa male, perché siamo riusciti a fare delle ottime cose, poi magari arriviamo lì e non riusciamo a concretizzare tutto quello che riusciamo a costruire, e questa è una mancanza che noi abbiamo. Non siamo stati incisivi in nessuna occasione, qualche tiro da fuori con la piana, tutto storto, un palo che il portiere ha sbagliato l'uscita, però niente di più, quindi sicuramente manca qualcosa di concreto e dobbiamo anche trovarlo, perché se dobbiamo uscire da questa situazione bisogna ritrovarci, bisogna che arrivi qualcuno di qualità che ci possa dare veramente una mano. È una rotonda che non ti aspetti, batte il Troina che è una diretta concorrente alla salvezza e la supera in classifica. La partita si è conclusa 2-1, ha aperto le marcature Adeyemo al 38esimo minuto del primo tempo. Il raddoppio per la squadra calabra giunge al 34esimo con Anastasio. Solamente al 50esimo poi Balistreri del Troina accorcia le distanze. Importante scontro salvezza soprattutto per il Città di Sant'Agata contro il Biancavilla. È finita 1-0 per la squadra messinese. Guardiamo il servizio di Paolo Munafò. Giornata primaverile alla Biagio Fresina, dove Città di Sant'Agata e Biancavilla si affrontano nel match valido per la 18ª giornata prima di ritorno del girone I di Serie D, due squadre che al momento vivono una situazione di classifica diametralmente opposta, con i biancoazzurri di casa che sono terzultimi con 14 punti e quindi in piena lotta a salvezza, mentre il Biancavilla con 21 si ritrova a 4 lunghezze dalla zona playoff, ma i gialloblu hanno 3 partite da recuperare. Un derby che si accende dopo 9 minuti con il Città di Sant'Agata che reclama la concessione di un calcio di rigore quando sul cross dalla destra di Franchini il pallone finisce sul braccio di un giocatore gialloblu, ma il direttore di gara lascia giocare. La risposta del Biancavilla all'11esimo con l'ex di turno Mazzeo che carica il sinistro, pallone che colpisce il palo e sulla ribattuta un altro ex della partita, Coris, non trova la stoccata vincente. Dunque biancoazzurri che si salvano con l'aiuto dei legni. Il Città di Sant'Agata prova comunque ad imporre il proprio gioco al 18esimo, bella iniziativa da parte di Caruso che esce in mezzo a 3 avversari, poi carica il destro che finisce centrale e Genovese può bloccare senza problemi. Al 26esimo il Biancavilla torna a farsi vedere in area di rigore del Città di Sant'Agata con questa iniziativa di Coris. Vorrebbero il calcio di rigore giallo-blu, ma il pallone finisce sulla spalla del difensore La Gamba. Ancora proteste degli ospiti per questo presunto tocco di mano in area di Favo, ma il signor Tartarone lascia proseguire. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo, ripresa che si apre con la conclusione di un altro ex della partita, Marcellino, il destro del classe 2002, finisce alto sulla traversa. Insiste ancora la squadra padrona di casa con Perkovic che di testa mette sul secondo palo dove arriva Fragapane che però non c'entra lo specchio della porta. Insiste ancora la squadra allenata da Mimmo Giampà, capitana Franchina dal fondo mette sul secondo palo per il colpo di testa di Caruso, la super parata di Genovese. Vorrebbero il gol i padroni di casa perché dicono che il pallone abbia superato la linea di porta. Questo è il nostro fermo immagine che di fatto non chiarisce del tutto se il pallone abbia effettivamente superato la riga bianca. Insiste comunque la squadra padrona di casa, Franchina dalla destra, pallone messo in mezzo, c'è probabilmente un tocco di mani di un giocatore gialloblu, ma anche qui il fischietto di Frosinone lascia giocare. Poi il Biancavilla viene fuori dal guscio al 58esimo, c'è Ancione che lancia in area Rabeni, il destro del numero 9 finisce sul fondo, ma il Città di Sant'Agata prova a colpire, così arriva il colpo di testa del neo entrato Costa che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun compagno riesca a trovare la deviazione sotto misura, il tentativo di La Gamba che finisce sul fondo. Poi il Biancavilla torna a farsi vedere con il cross di Loiacono che mette in mezzo per Coris, il colpo di testa finisce centrale, blocca senza problemi Bruno. Ancora la squadra di Pitadella che si rende minacciosa con questo tiro da parte del neo entrato Catania messo in angolo da Gallo. Il Città di Sant'Agata comunque vuole la vittoria, ci prova con il neo entrato Cicirello che mette in mezzo per Tripicchio e il pallone che finisce alto sulla traversa. Gli sforzi dei biancoazzurri però vengono premiati al minuto 89 quando la punizione di Tripicchio trova in aria il colpo di testa da parte di Gallo che supera il portiere genovese, facendo così Città di Sant'Agata 1 Biancavilla 0. Esplode la gioia dei calciatori allenati da Mimmo Giampà
va, rivediamo qui il perfetto colpo di testa di Gallo che supera Genovese e vale il gol dell'1-0. Nel finale però il Biancavilla tenta il tutto per tutto per riacciuffare il pareggio al 91esimo. Il direttore di gara, su indicazione del secondo assistente Marucci, ferma il giocatore del Biancavilla per posizione di fuorigioco. L'ultima iniziativa al 94esimo con Ancione che carica il destro dei 30 metri che finisce di poco alto sulla traversa. Poi non succede più nulla, vince dunque il Città di Sant'Agata che torna alla vittoria dopo 4 partite, sale in classifica a quota 17 punti e aggancia al 13° posto Cittanovese e Castrovillari, mentre il Biancavilla rimane a quota 21 e conosce di fatto la sua 7ª sconfitta in campionato. Tre punti importantissimi per la squadra di Giampà. Soddisfatto e contento. Sentiamolo in questa intervista post partita. Sono stati grandiosi i ragazzi perché hanno voluto questa vittoria, ma come ho detto prima, per come lavorano meritano di prendere queste soddisfazioni, perché veramente è un gruppo che lavora tanto in settimana ed è giusto che dopo che abbiamo seminato che iniziano a raccogliere, ad avere qualche soddisfazione anche loro, perché ci tengono tantissimo. Hanno dato tutto in campo, bravissimi, devo dire grazie al mio staff, il preparatore è veramente forte, abbiamo lavorato per arrivare a questo punto, nonostante non è qua, arrivare a questo punto abbiamo caricato bene tutte le settimane. Io sapevo di avere una squadra adesso che aveva gamba oggi, però nessuno ha la sfera magica, non si poteva sapere, ma a maggior ragione il mio prof Giuseppe Sesto, insieme a Marco Mazzola, preparatore dei portieri, il mio secondo, l'analista Vincenzino Sgro. Ho un grande staff e questa è la mia fortuna e ho una grande squadra. Oggi la squadra, lo sapevo che mi fido tanto del mio prof, la squadra ha trovato la corsa che dico io, infatti alla fine ci siamo messi 4-2-4 ed è la prima volta che lo faccio, perché fisicamente ci siamo, quindi se noi stiamo così bene, io 4 attaccanti, 5, non me ne frega niente. Secondo la partita, come è normale che se stiamo soffrendo non lo faccio, ma vedevo che non soffrivamo, ti può andare bene, mi è andata male con Licata, è andata bene oggi, ci abbiamo provato, ma i giocatori veramente grandiosi e la vittoria è loro, è la vittoria della mia squadra. Un po' di delusioni invece da parte biancavillese, su tutti soprattutto l'amarezza di mister Pidatella. Abbiamo commesso l'errore su un calcio piazzato e, come diciamo sempre, gli episodi determinano le partite. In questo caso ci ha condannato l'episodio negativo. Noi siamo stati bravi a controbattere colpo sul colpo e ci siamo un po' abbassati. È chiaro che quando ti abbassi in Serie D poi nasce sempre l'episodio che ti castiga. Dobbiamo dimenticare questa sconfitta, dobbiamo tenere per bene la prestazione del primo tempo. È chiaro che adesso si gioca ogni 3 giorni e bisogna essere pronti. È finita 0-0 la partita tra ACR Messina e Cittanovese. Per i calabri un punto d'oro in un campo difficilissimo. La scodellata in avanti, il colpo di testa di Sabatino. Mauro Bollino si sovrappone, Cascione non viene visto, fa tutto da solo. Bollino, Cristiani centralmente, palo clamoroso. Occasionissima per la formazione biancoscura. Occhio qui al controllo, non fischia l'arbitro in maniera sospetta il controllo di Dorato. Occhio alla bordata da parte di Mauro Bollino con sfera sopra la traversa. Lo scambio con Credella, cerca di incunearsi Carmine Credella, il traversone, il secondo palo, la deviazione da parte di Bollino con pallone che termina al lato, non ha colpito bene la sfera Mauro Bollino.
occhio al colpo di testa da parte di Sabatino a liberare, quindi Barillaro ripropone per la girata in area di rigore in bello stile, duplice fischio arbitrale al 47esimo esatto, dopo 2 minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi. Bollino, la conclusione centrale e blocca l'estremo Latella. Calcio di punizione, la battuta di Aliperta con la deviazione miracolosa da parte di Latella che evita un gol praticamente fatto. Palla per Bollino, la girata centrale e blocca Latella. Occhio all'intervento in area di rigore su Solinas, tutto regolare. Il traversone per Crucitti, il controllo e poi la palla al lato con la deviazione tentata sotto misura. Va a Dessi, la battuta, blocca Latella e tiene il pallone lì. E arriva in questo momento il triplice fischio arbitrale e game over al Franco Scoglio di Messina. Finisce 0-0. C'è un po' di baretta in casa ACR Messina, un pareggio che in questo momento frena l'ascesa verso la Serie C per la squadra del presidente Sciotto. Sentiamo le dichiarazioni di mister Novelli a fine partita, così come quelle del centrocampista Giovanni Lavendri. Ma sicuramente abbiamo trovato una squadra che nella fase di un possesso è ben organizzata per poi ripartire. Nonostante che nei primi 30 minuti abbiamo avuto 3 occasioni e molte volte quando incontro questi avversari che ci dobbiamo abituare che giocano quasi tutti a 5, bisogna avere la pazienza, bisogna avere un'intensità superiore a quella di oggi e molte volte poi anche quando ti fa perdere un po' i ritmi, quando si spezzetta il gioco più volte perdi quei ritmi partita. Possiamo dire, come diceva lei, ovviamente intensità ma anche poca lucidità in molte occasioni. No, siamo partiti con frenesia ecco, che essere consapevoli che di voler far gol subito e la partita dura 95 minuti, molte volte dobbiamo avere in qualche situazione una lettura diversa e poi un'intensità, bisogna averla facendo qualcosa in più su altri aspetti. L'intensità non dico sotto l'aspetto fisico, un'intensità mentale nel leggere subito le situazioni, di muovere la palla a un tocco e 2 tocchi, chiuso a un lato si va giocata dall'altra parte, avere la tranquillità e serenità queste partite ci stanno servendo e li dobbiamo allenare durante la settimana perché ne troveremo tante partite in questo modo e a noi adesso trovare quell'intensità e trovare quella dinamicità che ci serve perché a tutti i moduli di gioco ci sono le contromisure, poi dipende a che intensità lo fai, se lo fai a intensità medio-bassa dai tempo a loro di sistemarsi, mettersi ancora di più dietro la linea palla e essere più prevedibile. Un'ultima domanda, mercoledì subito a Biancavilla si gioca immediatamente? Sì, si gioca immediatamente, come è successo in passato, ecco, si rigioca, non è nuovo per noi, come saremo un po' stanchi noi e sarà stanco anche l'avversario. Da parte nostra non ci deve essere nessuna forma di problemi perché bisogna avere l'entusiasmo e bisogna in queste partite essere più intensi, avere intensità molto più alta e non dar tempo all'avversario di mettersi a posto nei momenti che leggiamo alcune situazioni e troviamo degli spazi, dobbiamo leggere subito immediatamente con quel momento di poter creare difficoltà e poi quando si hanno nei primi 30 minuti abbiamo avuto 3-4 palle gol voi immaginate che noi su queste situazioni qua di gioco iniziamo a fare gol subito, si aprono degli spazi, l'atteggiamento dell'avversario inizia a avere un atteggiamento tutto diverso di quello che poi ha avuto durante tutta la partita. Sono contento per quello perché comunque sei riuscito a rivedere il campo dopo tanto tempo, ma soprattutto sei riuscito a lavorare con la squadra dopo parecchi mesi, quindi per me è un periodo importante. Dispiace per il risultato di oggi, però non importa, da domani ricominceremo a lavorare per pensare alla sfida di mercoledì.
tutti fanno la partita dell'anno, poi becchi le squadre che si mettono a 5, si chiudono tutte dietro, quindi più passa il tempo e più comunque è difficile se non si riesce a sbloccarla. Questo è quello che ci è successo oggi e con la partita con Licata, però l'importante è creare sempre come abbiamo fatto finora. Saranno secondo me poche le partite che non riusciremo a vincere in casa. Davanti hanno dato tutto come sempre, poi come ho detto poco fa, più passa il tempo e più comunque diventa difficile, perché davanti si muovono tanto, hanno corso tanto. Il campo è un campo abbastanza grande, quindi si sprecano parecchie energie. Ogni partita ha le sue insidie, noi sappiamo qualcosa, quindi sono da affrontare tutte allo stesso modo. E noi ci prepariamo per questo, che diventa veramente una partita importante. Giochiamo tutte le partite per vincere, poi ci possiamo riuscire o no, però il nostro obiettivo è quello di imporre il nostro gioco e di provare a vincerle tutte. È veramente intrigante la classifica di questo girone I del campionato di Serie D. Certamente inaspettata la sconfitta della Ciriale in quella di Rende, una sconfitta che probabilmente costerà la panchina di Giuseppe Pagana. Adesso sentiamo il solito commento tecnico di Giampaolo Montineri. Ettore, io sono in piazza, guarda, mi sto prendendo un gran bel sole di febbraio, una cosa anomala, e quindi allo stesso tempo un buon giorno da penalty dal Monti. Sì, sono appoggiato molto rilassato, sai, non sto tenendo conto forse nemmeno della posizione classica per l'inquadratura televisiva, perché poi in fin dei conti è la normalità che ci rende anche importanti, no? La normalità di una stagione che per la prima volta nella Serie D, nel girone I, non ci sono stati rinvii. Questa è una cosa importante, ci fa capire che qualcosa di buono sta venendo fuori, quindi un aspetto positivo, che ancora una volta è stata una domenica bestiale per tanti motivi, che ho fatto la conta e ci sono forse soltanto 2 squadre che non hanno cambiato allenatore ma che sono a rischio, che il default del cinismo forse porta a risultati. Mi riferisco un po' a quello che è successo nel weekend tra FC Messina, comunicati un po' pro Pino Rigoli o meno, che il calcio guarda soltanto il risultato, e questo risultato nella zona alta della classifica l'hanno fatto soltanto 2 squadre. Hanno fatta la Jebilson, che a me non dispiace, a me piace moltissimo il suo profilo di campo, di organizzazione, che l'FC Messina si è dimostrata forse la squadra più cinica della stagione nel momento più delicato, e soprattutto forse realmente attacca adesso il campionato, la testa della classifica della CR, ancora una volta non in grado di dare il colpo al campionato. Faccio l'esempio con la Serie A, vedi Inter. Ora non so se sono un fattore di vertigini o brividi, di freddo, ma questa cosa di stare a 3 gradi o a 3 punti dalla CR comunque sì, gli garantisce, ma non è più la matematica, non è più il conteggio delle partite, dei numeri a dargli ragione. L'FC ha 2 partite da recuperare e quindi diventa maldestra la stagione. La crisi del Paternò e della Ciriale, che non vincono, la Ciriale non vince fuori casa da 4 partite consecutive, velate dimissioni, non so cosa sta accadendo e cosa accadrà in questo tra lunedì, martedì e mercoledì, ma mercoledì si gioca ancora. Giù il Marina di Ragusa che perde a Licata, però questa l'ha giocata, sempre 3 gol, sempre 3-0, ma non a tavolino, ma pende questo ricorso del Rende su un giocatore del Marina che risulta squalificato, non risulta squalificato, i recuperi della Juve non fece giocare il Rabiot per 2 partite, come diciamo noi in siciliano, PC e Pinnò nel dubbio. Quindi la lettura dei regolamenti, il fattore che magari non hai la risorsa giusta per guardare tutto, per gestire tutto, insomma inizia a pesare la stagione. Siamo ancora alla prima giornata di ritorno, la zona bassa, insomma è tutta pro Rende in questo caso, perché ancora una volta dà lo scappellotto a chi comunque è convinto di vivere serenamente. Gli alti e bassi del Troina ogni 3 giorni, un su e giù bestiale proprio da
dantesca, non so come poterla gestire, però non c'è certezza. Questa è la prova palese di questa stagione di Serie D, pazzesca, soltanto al primo giro di boa, e non c'è certezza. Febbraio ancora li impegnerà mercoledì e domenica, quindi attenzione, perché domenica 28 c'è Acireale ACR. La Acireale in casa non ha fatto lasciare, non ha fatto passare nessuno, e quindi è da capire se a questo punto è solo colpa dell'allenatore, perché si dice così, o non sono tutti convinti e compatti dentro lo spogliatoio, e allora dentro casa si sentono protetti, fuori casa non hanno questa protezione, no? Che magari li danneggia mentalmente nell'atteggiamento, e quindi lascia perplessi a questo punto veramente la stagione cereale. Fra le più in forma FC e Jebbison, assolutamente. Da un lato metto il cinismo dell'FC, dall'altro lato nel Jebbison ne metto la squadra più bella da vedere, la squadra che piace assolutamente, come quando tu vedi una donna e la guardi anche con ammirazione, ma non ti vuoi far beccare, perché poi diventi anche un po' volgare, no? E allora ecco, Jebbison da questo punto di vista è una fatale attrazione, ma devi stare attento a non farglielo capire. Un saluto dal Monti, e sì, febbraio finisce domenica 28, non è bisestile. Attenzione ai colori del DPCM. A questo punto facciamo una cosa: ognuno sceglie il proprio e lo ha. Ciao Penalty, ciao Gold TV. Un rilassato ma sempre competente Giampaolo Montineri con il suo commento dedicato alla Serie D. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio, non cambiate canale, inaugureremo la seconda parte della nostra trasmissione, purtroppo con il ricordo di Mauro Bellugi. Plurimpresa eroga servizi per la gestione del capitale più importante, le persone. Ogni anno in tutta Italia oltre 1500 aziende e 20.000 fra candidati e lavoratori si affidano alla nostra consulenza. Realizziamo progetti su misura in ambito di ricerca e selezione, formazione professionale ed universitaria, tirocini, somministrazione di lavoro, privacy, welfare, certificazione linguistica ed informatiche. Affidati ai professionisti della consulenza su misura. Plurimpresa, sempre al lavoro, per il vostro lavoro.
Eccoci rientrati dopo la pubblicità, siete con Penalty ma siete anche con il pallone ufficiale della nostra trasmissione per quanto riguarda questa stagione 2021, il pallone proposto dal nostro sponsor partner Freddo Neve. Seconda parte che viene inaugurata con un omaggio, quello a Mauro Bellugi. Mi hanno detto o ti tagliamo le gambe o muori e io non avevo alcuna voglia di morire. Soffriva da tempo di anemia mediterranea, una malattia del sangue divenuta devastante a causa del Covid, anche un fisico tosto da difensore roccioso in Serie A come in nazionale come il suo ha dovuto piegarsi. Il coronavirus è l'avversario che non è riuscito a battere, lo ha colpito a tradimento, in tecla, alle spalle, gli ha provocato dolore al fisico e all'anima, ma non ne ha fiaccato l'orgoglio. Prenderò le protesi come quelle di Pistorius, ha detto poco dopo aver subito l'operazione. I medici non gli hanno lasciato scelta, non c'era alternativa. L'infezione si era propagata dai piedi e poco alla volta aveva consumato i tessuti, rendendo evidente il processo di necrosi. Io avevo 18-19 anni, finita la partita, andavo a casa, mi mettevo sul divano, poi mi mettevo, io tutto lunedì lo passavo a letto
a parte con tutte le scoriazioni, perché ero sempre scivolata, il San Siro quando di dicembre gelava così ti facevi via le fette del sedere così come prosciutto, io mi impegnavo di brutto, però delle volte mi venivano dei momenti di paura, ma erano momentanei, perché quando tu arrivi a San Siro e esci dallo stadio, parecchi giocatori mi dicevano a me: ma tu giochi qua, ma sei matto? E io dicevo: io ormai mi sono abituato, però credimi, non è facile abituarsi, perché il pubblico dell'Inter è molto più esigente di tutti gli altri. Io c'avevo uno, per esempio, che era dietro la panchina, che ce l'aveva con me a prescindere. Mi diceva: sei vecchio, smetti. Ma come, dicevo, 19 anni, sono vecchio, smetti. Però ce l'aveva con me, non so cosa le avevo fatto. E quello lo sentivo, perché quando io correvo sulla faccia, giocavo terzino anche, lui correva così e mi continuava a offendere, capito? Poi però quando lo stadio ti fa il coro contro, allora lì è pesante ancora di più. Questi sono ricordi strepitosi, abbiamo giocato tanti anni insieme, Roberto, lui per far gol, era nato per fare gol, la grinta, la cattiveria che aveva proprio per raggiungere il risultato, me lo ricordo spesso, e mi ricordo anche che spesso litigavamo anche fra di noi, proprio perché lui, se non faceva gol lui, era un disastro, allora bisognava segnarsi. L'indimenticabile marcatore centrale della nazionale di Enzo Berzot ai mondiali argentini del 1978, nonché anche colonna dell'Inter. L'indimenticabile Mauro Bellugi, che purtroppo ci ha lasciato la scorsa settimana. A lui abbiamo voluto dedicare l'apertura di questa seconda parte della nostra trasmissione. E adesso voltiamo pagina e ritorniamo a parlare del campionato di eccellenza. Ormai è prossima la data per il ritorno in campo dell'altro lato dei dilettanti. Salvo ulteriori imprevisti, dovrebbero ripartire i campionati di eccellenza che il CONI si appresta a dichiarare di interesse nazionale, così come è già avvenuto qualche mese fa per i tornei di Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti deciderà, nel giro di qualche giorno, quale sarà il format da applicare e le modalità della ripartenza. Nel corso dell'ultimo vertice che si è svolto a Fiumicino lo scorso 5 febbraio è emersa una difformità di vedute su come proseguire il torneo, esclusa, salvo colpi di coda, l'ipotesi della sospensione definitiva della stagione 2020-2021, l'idea che inizia a farsi più concreta è quella che vorrebbe la disputa del solo girone d'andata, con accesso ad una fase finale di play-off e di play-out, con una griglia di squadre molto ampia. Secondo CONI e LND, l'eccellenza deve ripartire perché è direttamente coinvolta con le promozioni nel regolare sviluppo della Serie D. Dovrebbero riprendere subito gli allenamenti per poi far ripartire i campionati ad inizio marzo. Ovviamente si tratta di partite sempre a porte chiuse. Non è escluso che si giochi soltanto per le promozioni in Serie D, annullando le retrocessioni. Probabilmente, ma non vi è ancora nessuna certezza in merito, saranno coinvolte nei playoff promozione le prime 8 squadre. Il nuovo format, in ogni caso, è allo studio della Lega, che sta cercando di venire incontro ai desiderata dei vari comitati regionali. Obiettivo, ovviamente, quello di raggiungere l'uniformità per tutti i 28 gironi di eccellenza sparsi su tutto il territorio nazionale. Presidente Settecasi, allora si va verso una ripresa del campionato di calcio di eccellenza. Voi non avete mai nascosto il vostro dissenso e quindi avete sempre detto che sarebbe stato più opportuno eliminare questa stagione, ma adesso si riprende, però ci sono ancora molte incertezze. Ma infatti, più che un dissenso, la nostra è stata sempre una grande preoccupazione per i nostri atleti, una preoccupazione per noi stessi, che comunque per tutti i dirigenti che seguiamo la squadra, e una preoccupazione soprattutto perché il calcio non è questo, il calcio senza pubblico sappiamo che comunque non è la stessa cosa, e per noi il nostro pubblico era e sarà sempre fondamentale, come abbiamo visto anche nelle scorse stagioni.
In pratica, secondo quanto si è già appreso, ci sarebbe soltanto il girone d'andata, poi i play-off per decidere la squadra che andrà nella serie superiore, ed i play-out, però potrebbero anche non esserci retrocessioni. Sì, diciamo che dai comunicati stampa che si susseguono in questi giorni l'indirizzo sarebbe questo. È pur vero che c'è molta incertezza, diciamolo, all'inizio era uscito un primo comunicato dove parlava di niente retrocessioni. L'indomani lo hanno corretto dicendo che ci saranno i play-out e i play-off. Ancora oggi comunque si aspetta cosa succederà appena uscirà il nuovo decreto, quindi comunque si aspetta, siamo in attesa e stiamo cercando di capire soprattutto come proseguire e finire questa stagione. Si parla, come hai detto bene tu, di un campionato di sola andata, rimarrebbero circa 10 partite, noi ne dobbiamo recuperare una, però comunque sarebbe un campionato zoppo, diciamocelo, questo lo possiamo tranquillamente dire, con tante preoccupazioni. Non si sa ancora se ci sono, come se si faranno i tamponi, perché va bene, all'inizio avevano detto che questa era una cosa, che è un contributo che loro devono dare alle società, ma ancora oggi questo non si sa, quindi stiamo cercando di capire una serie di cose, aspettiamo la prossima settimana e capiremo meglio cosa succede. Nell'ipotesi in cui si dovesse andare, come sembra, alla ripresa del campionato, che tipo di squadra potrebbe presentare lo Sciacca? Rimarrebbe lo stesso organico con il quale avevate iniziato la stagione? Allora, noi non abbiamo nascosto sin dall'inizio del campionato che dopo tantissimi anni che non facevamo l'eccellenza, questo era un campionato per noi di studio. Detto ciò, adesso faremo, appena anche le leggi ce lo consentiranno, una riunione con tutti i dirigenti, capiremo come proseguire, chiameremo l'allenatore perché poi anche lui, soprattutto lui l'interessato, a capire come vogliamo finire questa stagione, e lì, come abbiamo sempre fatto, tutti insieme decideremo se dobbiamo riconfermare tutti, se i locali, perché comunque ne abbiamo abbastanza e possono bastare, o se capire come proseguire. Dico, ma con massima tranquillità lo capiremo in questi giorni. Non c'è ancora una data ufficiale per il ritorno in campo del campionato di eccellenza, ma è pur vero che per i primi di marzo tutte le squadre di questo campionato quantomeno potranno ritornare ad allenarsi. Potranno ritornare ad allenarsi anche le squadre di promozione? Beh, forse su questo bisogna attendere sicuramente ancora qualche settimana. Ma nel frattempo sentiamo anche il parere del direttore sportivo del Belpasso FC che disputa il campionato di promozione. Ci faremmo trovare sempre pronti. Io già ho allettato anche i ragazzi per questo piccolo spiraglio che ci potrebbe essere il giorno 22 febbraio. Aspettiamo con ansia, i ragazzi saranno entusiasti di ritornare se c'è la possibilità. Attualmente purtroppo non ci stiamo potendo allenare. Un ragazzo che non si allena per 3-4 mesi dovrebbe riprendere a fare più di metà campionato. Non è una cosa facile da sostenere sul campo. Certo che se il campionato di promozione ritorna in campo, potrebbe ritornare con una versione come quelle dell'eccellenza, nel senso che si fa soltanto il girone d'andata e poi eventualmente play-off o play-out. Questo cosa ci fa pensare? Che in 7-8 partite una potenziale promozione potrebbe pure arrivare in eccellenza. Tutto è possibile. L'anno scorso io col calcio Belpasso fortunatamente eravamo secondi, ma l'ultima giornata prima di sospendere il campionato l'FC Belpasso, dove mi trovo oggi, ha avuto uno scivolone a Militello pareggiando e noi abbiamo sorpassato di un punto e concludendosi il campionato in quel modo noi abbiamo vinto il campionato. Attualmente andiamo a vedere la classifica, siamo anche messi bene. Certo, naturalmente ci sono squadre che devono recuperare tante partite, senza dubbio, però io mi fido dei nostri ragazzi, tutto è possibile. Questo discorso vale anche e soprattutto in questo momento per le squadre di eccellenza che si stanno preparando per il grande ritorno in campo, e lì probabilmente c'è anche un dispendio economico, nel senso che le possibilità economiche di qualche società potrebbero fare le differenze con le altre società invece che non si possono permettere certi giocatori. Questo sarà un problema di alcune società di eccellenza che non si possono permettere alcuni giocatori e non possono puntare a niente, quindi sarà
Ad ogni modo, secondo me, come la vedo io, sarà sempre un campionato fra virgolette falsato. Tanti dei nostri e delle altre società è un dopolavoro per alcuni, fino in promozione o quello che è. Quindi sti ragazzi magari hanno famiglie, non si sono impegnati ad allenarsi o a mantenersi in forma, quindi li trovi sprovveduti. Perché tu non puoi dire oggi, domani, pum, ripartiamo, e come? Senza, sempre là siamo. Sempre con la questione tamponi, che non è da sottovalutare, perché anche i tamponi hanno un costo. Tutte le società di promozione, secondo te, saranno pronte ad affrontare comunque un costo dei tamponi? Assolutissimamente no. Meglio fermare tutto, resettare tutto e partire per bene a quel punto, organizzati con l'idea che ci potrebbe essere un nuovo stop a settembre. Sì, assolutissimamente sì. Non avrebbe senso ora ripartire, perché tra le altre cose le società non hanno ricevuto nessun tipo di aiuto economico. Hanno aiutato soltanto i giocatori, il parco giocatori. Diciamo di sì. Ci sono stati questi indennizi per i ragazzi, un po' per i dirigenti e tutti. Sicuramente chi l'ha preso erano delle persone a reddito zero, quindi ne avevano magari di bisogno. Magari finanziare 400 e 400 per i tamponi per ripartire e ammortizzare le spese delle società. Per l'anno prossimo principalmente, secondo me, risparmiare, fare cassa quest'anno per incentivare le società l'anno prossimo, aiutare un po' le società, ridimensionare un po' le iscrizioni o fare qualcosa per le società, almeno per poterci divertire ancora per un po' di tempo nel nostro calcio dilettantistico, che secondo me è il più bello di tutti. Il possibile ritorno in campo del campionato di promozione è certamente un po' più difficile rispetto a quello dell'eccellenza, perché come tutti ben sanno il campionato di promozione è un campionato regionale dove esistono regolamenti totalmente diversi. Abbiamo concluso la puntata odierna, telespettatori di Gold 78. Voglio salutare e ringraziare l'editore del sito www.orizontesport.it che da questa settimana ogni mercoledì dà modo ai calabri di seguire la nostra trasmissione. Saluto quindi il direttore Franco Sangiovanni. Noi ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento come al solito a martedì prossimo alle 21 con una nuova puntata di Penalty. Se volete rivedere questa puntata lo potete anche fare seguendo la pagina Facebook appunto di Penalty. E vi lasciamo come al solito con la sigla cantata da Paolo Antonio. Ci spacchiamo di coca sulla porta del biliardino. Che senso ha la vita nel mese di agosto sotto il sole di provincia? Facciamo fuori la pensione della nonna in sigarette, gratta e vinci. E poi scappiamo senza le magliette in tre su un motorino. Chissà come si sentono pazzi del calcetto, trafitti da una stecca all'altezza del petto. Che senso ha una vita che non è una scelta ma è comunque una rinuncia? Tra questi aranci abbandonati e queste case senza la facciata c'è chi voleva fare l'astronauta invece fa il postino. Chissà come si sentono i pazzi del calcetto, se lo sanno di essere prigionieri o sognano lo scudetto. Ma chissà come si sentono i pupazzi del calcetto, trafitti da una stecca all'altezza del petto.
spacchiamo di coca sulla porta del biliardino. Che senso hanno pomeriggi di rivincita che sanno di sconfitta? Ci rivedremo tra 10 anni con la gioia di una donna incinta, o ci faremo qualche mese dentro per un altro tiro.